Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avete già capito il tema della serata, ma do un altro dato dove dicono che praticamente mai così tanti contagi oggi dallo scorso 1° aprile, cioè oggi abbiamo avuto mai contagi come il 1° aprile scorso, quando sembrava terminasse questa brutta storia. Ma i numeri sono sempre tanto impressionanti, tant'è che non siamo in piena emergenza. Io, con tutto il rispetto per chi ha parlato prima di me, però ci siamo chiesti, se non ci fossero stati i vaccini, a che punto sarebbero i morti, a che punto sarebbero i ricoveri. Cioè, diciamolo che il merito di essere sì, purtroppo in pandemia ancora, in emergenza ancora, ma senza la tragicità che c'era l'anno scorso. Ci sono stati, e si parlava di morti, della spagnola, ma non c'erano i vaccini. Se tutta questa gente che si è vaccinata non l'avesse fatto, quanti morti conteremo in questo momento? E questo non ce lo domandiamo mai, per cui l'invito che sempre si fa, abbiamo parlato della obbligatorietà che non c'è, però è proprio il buonsenso che deve prevalere. Cioè, se noi ci rendiamo conto che rispettando le regole che ci sono state dettate, vaccinandoci, usando le mascherine, la distanza sociale, insomma tutte queste cose che noi abbiamo adottato, purtroppo non le hanno adottate tutte, per tutte le persone, per cui per questo ci troviamo oggi ancora in emergenza, ma ci troveremo in una situazione ancora più disperata se tantissime persone non si fossero vaccinate, tant'è che ora anche coloro che sono reticenti sulla vaccinazione corrono a vaccinarsi, l'hanno capito e non c'è stato, come ho detto prima, obbligatorietà, ma c'è stato il buonsenso che dice mi devo tutelare. Leggo questa notizia che è uscita oggi, che il commissario Francesco Figliuolo ha detto che potrebbe presto diventare realtà fare praticamente il vaccino casa per casa, e ha annunciato il suo piano B per raggiungere tutti gli italiani nel più breve tempo possibile, la vaccinazione a domicilio con le forze dell'ordine che vanno a bussare casa per casa per scovare i Novax e settici. Io trovo che questa sia una cosa impossibile, ci deve essere fatto un conteggio prima, insomma, che è impossibile da quantificare. Io continuerei invece, siccome diciamo che questo invito e anche gli esempi che abbiamo avuto di persone che hanno contratto il virus. Ovviamente non so se sarà, però un piano B per immunizzare ovviamente l'Italia su Notizia Oggi. Sono state anche fraintese le parole di Spero. Figliuolo. Sì, ma perché Figliuolo, no, perché questa è anche continuiamo, scusa dottore, io sono una donna che vive in mezzo alla strada, quindi forse avrà una casa. Sì, ma sono sempre in mezzo alla strada, per cui conosco anche, forse di più, anche quella che è il ragionamento delle persone che vivono in mezzo alla strada, e sono tutte convinte, io non mi volevo vaccinare, ma ho visto che, quindi secondo me, secondo quello che sento tutti i giorni, è la stragrande volontà della gente che vuole vaccinarsi, perché lo ha capito, lo ha compreso, non è stata obbligata, è su questo che noi dobbiamo batterci. Sull'invito, dottore, dobbiamo vaccinare la gente deve convincersi che bisogna vaccinarsi. Sto leggendo là. Sta leggendo là. Non voglio interrompere nessuno, mi sono ripromesso stasera che non interrompo nessuno, faccio il democratico. Una roba che non mi viene bene, però voglio fare il democratico, ascolto e quando è il mio turno parlo, però ogni tanto mi viene un po' di orticaria, si chiama orticaria, allora mi permetterà di che mi muova un attimo. Ma perché le viene orticaria? Mi spieghi? Perché non sono d'accordo su nulla, però sono opinioni. Ma perché non è d'accordo su nulla? Perché non sono d'accordo su nulla? Mi dia una spiegazione. Perché secondo me abbiamo meno decessi. Ma guardi, lei ha esordito con il suo caso personale, vero? Cioè l'ha detto in diretta la settimana scorsa e l'ha detto in diretta questa sera. Il suo caso personale. Lei si è fatto 3 vaccini. Mettiamo che che il terzo non sia. Però aveva 4
chiamiamo anticorpi, parlo semplice anch'io. Anticorpi. Sì, vabbè, si chiamano in un altro modo, il dottore lo sa, ma comunque diciamo anticorpi, così capiscono non so quanti tutti. gerghi, vorrei che il dottore desse tutti i gerghi che usano i medici, vorrei vedere se lei li sa tutti. No, ma è questo perché qua, sembra che lei sappia tutto. No, ma non so niente. Guardi, mi chi scusi, sa tutto. ma mi scusi un attimo, aspetti. Il telespettatore non può capire V1, V2, con tutto il rispetto della sua sicuramente voglia di sapere. L'avrà letto l'altro giorno anche lei, non è che lo sappia. Guardi, se invece parla con un medico, presumo che abbia un gergo che io a livello di cittadino non capisco nulla. Se lei mi vuole redarguire perché ho usato un termine tecnico, chiedo bene, userò dei termini più semplici, più comprensibili per tutti. Bravo. Però, visto che lei diceva anticorpi, io mi permettevo di dire, ma fra me e il dottore, di dire che si chiamano BAU, sì, come non BAU, serve, come quello del cane, ma non vuol dire niente. Che lei allora io ritengo... Però abbiamo capito che lei lo sa. Che lei sa e ha studiato in questa settimana che gli anticorpi si chiamano la differenza BV1. è che io non ho studiato questa settimana. Io studio da quando ho la capacità di leggere, Io a volte dico, quelli che mi denigrano, che se molti di quelli che mi denigrano, perché non sono d'accordo con quello che dico, oppure per la mia appartenenza politica, oppure per la mia vivacità espositiva, dico che spesso quelli che mi denigrano, che non sono qui stasera ovviamente, ma se avessero letto e studiato quello, non questa settimana qua, quello che ho studiato da 6 anni, avrebbero bisogno di una testa ulteriore a noleggio. Ma questo è un altro discorso. Io ritengo che ci siano meno morti anche e soprattutto perché il virus è meno aggressivo. Io la vedo così, ma è una mia opinione, no? Come la Wanda ha espresso la sua opinione. Qui, siccome nessuno qui ha la verità in tasca, e spero che nessuno ce l'abbia, perché avere la verità in tasca è gravissimo, ma non per chi ce l'ha in tasca, per la verità. Mi lasci finire. Io ritengo che invece ci sia un'esposizione plurale dei punti di vista, delle opinioni, quando però mi viene detto, come la settimana scorsa, che io non capisco, che io non leggo, che io non so nulla. Me l'avesse detto Luc Montagnier, che è un premio Nobel, capisco. Ma me lo dicono delle persone che la medicina l'hanno vista solamente sul coso. No, non lui, non lei, lei è un medico. Ma Wanda, ma non sto parlando di te. Io stasera sono tranquillo, sereno, dico quello che penso e basta. Quelli della settimana scorsa. Però vede, questo è un ragionamento pericoloso. Perché non basta leggere. Bisogna capire? No, bisogna che ognuno, come dire, faccia il proprio lavoro e che quando si esprimono delle teorie come quelle che ha espresso lei un attimo fa, un'opinione, che secondo me sì, però il problema qual è? Che non si può esprimere. No, le opinioni si possono esprimere, allora ma il problema è il valore. Se lei permette alle mie opinioni che lei crede. No, però lei penso che un attimo fa si sia riproposto di non interrompere nessuno. È più forte di me. Se no mi fermo, guardi, no, è più forte non è di problema. Me. Chiedo bene, però chiedo bene. Il problema, ognuno può, anche io posso esprimere un'opinione del perché secondo me è sbagliato che l'Airbus 380 abbia 12 ruote per carrello. Ma lei non può prendermi i treni e gli aerei, parliamo. No, le dico subito perché. Perché, cioè, io la posso esprimere la mia opinione. Il problema è che non è un'opinione tecnica validata da un percorso di studio e di approfondimento nel campo, per cui nel valore delle opinioni, perché le opinioni hanno un valore, non è che qualunque opinione vale, le opinioni valgono in base a chi le dice, in base alla qualifica del percorso professionale e di studio di ognuno, perché tutti siamo in grado di leggere, ma non tutti siamo in grado di commentare la Divina Commedia. Quindi il problema di dire secondo me il virus si è attenuato, se non c'è alle spalle uno studio, ma uno studio sul campo, uno studio sui malati, uno studio... Dunque non servono i 6 anni di Cesaro di studiare? Non servono, cioè... 6 anni, da quando avevo 6 anni. Possono essere 40, ma se questo non è verificato clinicamente da studi oggettivi che si fanno con sistemi
uguali e replicabili, perché questo è il fondamento del metodo scientifico, che è il fondamento di tutta la scienza umana, quell'opinione non vale niente. Assume valore se viene fatta attraverso metodi scientifici riconosciuti, replicabili sul campo. Per cui poi le opinioni di ognuno sono rispettabili in termini di opinione, ma come valore, per cui poi non valgono niente. Ma mi scusi, se per esempio io espongo l'opinione di un certo... Perché non parla mica qui. Vabbè, ma mi ha detto che la mia opinione alla fine... Non la sua. Struccando, la mia opinione non vale niente. La mia opinione non vale nulla, no? Allora mi sono permesso... Sì, vabbè, ma io sto parlando per me, voi parlerete per voi, signori, io già faccio fatica a parlare per me. Mi pare di no. Quando io ho espresso questa opinione, mi ero ripromesso di non dirlo, ma ho in qualche modo parafrasato quello che ha scritto la settimana scorsa un certo Albert Malone, che è quello che ha inventato l'mRNA, no? La trasmissione tramite, come si chiama? La trasmissione tramite RNA, il ribonucleico, l'ha inventata lui. Lui ha scritto sta roba qua, ha scritto in una rivista, mi pare il Boston. No, mi scusi, dato che è un sistema, questo signore quindi è Dio. Perché la trasmissione ma la trasmissione per mRNA è un fatto naturale delle cellule, quindi non ha inventato nulla. No, lui l'ha studiato. L'ha studiata, allora è diverso, non l'ha inventata. Sulla strada siamo d'accordo. È il primo che ha prodotto una sorta... inventata. No, perché si confonde Dio con... È il primo che ha prodotto una sorta di vaccino, ma non so se era un vaccino, e si chiama Albert Malone, non mi ricordo più, un americano, ecco, che l'aveva citato anche erroneamente Cacciari l'altra volta, dandogli un accento sbagliato, per cui l'hanno preso in giro Cacciari per una settimana, dicendo che era un premio Nobel. Non è un premio Nobel, però ha un H-index, mi pare, di 150, per cui non è proprio un deficiente. Studia sta roba qua. Io ho riproposto quello che ha detto lui, no? Per cui la mia opinione è relata verba, no? Cioè io mi sono permesso di dire... Anche perché quello che ha detto sto signore qua, sto professore qua, sto luminare, uno che scrive su The Lancet, che lei sa che è la rivista, la più grande rivista medica di tutti i tempi al mondo, ha detto che il virus sta diventando meno aggressivo e che la variante Omicron, quella che abbiamo detto prima, è una delle ultime fasi del virus, molto più contagiosa ma molto meno grave. Finisco. La settimana scorsa, 2 settimane fa, noi abbiamo chiuso i voli con il Sudafrica, vi ricordate? Chiusi i voli con il Sudafrica. In Europa ci sono stati quel giorno lì 1200 morti con il Covid o per il Covid, in Sudafrica 9. E allora mi sono permesso di dire, guardate che i voli li hanno chiusi loro nei confronti dell'Europa e non viceversa. Volevo solo dire questo. Io stasera volevo dare un messaggio, anche se la mia opinione vale non tantissimo come quella del professor Malone, non cito lei, ecco, però era un messaggio di... visto che sono sempre pessimisti, di speranza, come succede con le pandemie. Se invece voi volete che stiamo così fino a quando avrete... Non è quello, però, quando tu avrai 2000 anni, va bene. Ma non è quello, è aspetta, che il merito del volevo agganciarmi a questo spirito positivo. Poi Wanda. A questo spirito positivo. Che dire positivo adesso è così. Ottimista è meglio che dici, perché positivo porta poi condivido che si debbano dare dei messaggi positivi in questo momento, e prima ne stavamo dando uno, che è quello, per esempio, che a Padova ci sono 93% di persone vaccinate. Certo. Bisognerebbe dare più spazio. Io su questo non sono d'accordo, che scendendo un po' dalla discussione alla terra, dal dibattito divino e dal dibattito scientifico, cerchiamo che la gente capisca, perché la gente di strada non è un medico, non è nemmeno colta come lo è il nostro amico. Le conseguenze di queste opinioni, di questi ragionamenti sono importanti. Questa è una cosa che abbiamo pagato molto in questi mesi, cioè dare spazio a un dibattito che può avere un suo merito, ma che rischia di offuscare, creare confusione, insicurezza nei cittadini. È sbagliato, non è del mestiere. Ma chi è che decide se sono giusto o sbagliato? Scusami, ti faccio una domanda. La realtà che sta accadendo, la scienza. No, il dibattito è sempre giusto e la scienza porta avanti il suo metodo, quello va bene. Ma lo spazio che diamo non è corretto, non è stato corretto in questi mesi, perché una grossa parte della popolazione responsabile ha risposto a quelle che sono state, rispettando le regole, rispettando il richiamo alla vaccinazione e tutto, mentre è stato dato troppo spazio a queste opinioni che magari sono... Alle interpretazioni.
Ma c'è un mainstream che dice solo esattamente le stesse identiche cose da 20 mesi. Bruno, per favore, potremmo discutere su cosa è stato mainstream o meno, però ci sono state numerose piazze, secondo me, molto più rumorose di quello che è invece la maggioranza delle persone. Mai curate da nessuno, mai curate da nessuno. Intanto curate dai medici in prima linea, come dire, nelle terapie intensive, e vediamo, come dire, delle discussioni. Ascoltiamoli però i medici, perché sono loro che rischiano la vita. Ma allora mandatemi a casa, se dobbiamo ascoltare i medici, ce n'è uno, parla lui con Borile, io vado via, cioè che cavolo vuol dire? Ma voglio dire, ma infatti, però questa qui, Wanda, dobbiamo discutere delle implicazioni. Tu sei una donna che vive nella strada, hai detto, no, però questo è un'assise dove c'è un ne discutiamo serenamente, abbiamo la fortuna di discuterne serenamente. Madonna, io sono serenissimo, sono... Se posso dire questa cosa, secondo me la discussione dovrebbe avere due livelli. La prima è che la gente capisca che troviamo la soluzione. Stiamo parlando alla gente, siamo in TV, guardi, qui, io ripeto, forse è sfuggito che cosa, c'è un errore fondamentale da parte dei medici, quelli che andiamo in televisione, perché lei mi cita, chi mi ha citato prima, io posso citare Ruoppoli, che magari ha gli stessi, che forse lei non conosce. No, la Kleenex no, però... Ti prego di non estrapolare Divina Commedia. Che lei non lo conosce, Ruoppoli, che è un genio sulla vaccinazione italiano, senza andare tanto lontano. Il problema di fondo è che nessuno di noi, fino a 2 anni fa, sapeva niente di questa bestia. Certo, ci ha colto alla sorpresa. Né i premi Nobel, né i medici di famiglia come me. Nessuno. Il problema è che qua siamo diventati improvvisamente, cominciando dai medici, una manica di persone che danno certezze su una questione che non è certa. Perché questo signore è un essere vivente di assoluta adattabilità. Dottor Crisanà, mi piacerebbe di dare... No, per quello volevo separare i discorsi. No, mi piacerebbe, perché in queste trasmissioni, che ripeto, perché se guardate le pagine dei giornali, le più importanti testate nazionali e non, le prime 3 o 4 pagine parlano di Covid e tutti ripetono più o meno quello che dicevamo un anno fa. Mi piacerebbe, non dico perché ovviamente non c'è la soluzione, però qualche idea, qualche concetto per rassicurare i telespettatori da questa trasmissione, piccola perché non siamo scienziati e quindi non abbiamo questa fortuna, potesse uscire, perché se stiamo qui a discutere del passato... Era qua che volevo arrivare. E secondo me non dovremmo nessuno, sia che le qualifiche, che chi non ce l'ha le qualifiche, e soprattutto chi non ce l'ha le qualifiche, addentrarci in previsioni di diminuzione della virulenza, eccetera, eccetera. Bisogna ragionare e dire alle persone: noi possiamo avere una vita quasi tranquilla, goderci le nostre feste di Natale, goderci la città, se uniamo alla vaccinazione le regole fondamentali, un po' di buonsenso. Certo, il buonsenso significa quello che aveva detto prima è quello che si dice tutti i giorni, che dà la possibilità a un paese come l'Italia, e credo che non pensavo di vederlo mai nella mia vita, di essere d'esempio alla Germania, all'Inghilterra, a tutto il Nord Europa, che per tanti anni ci hanno sempre tacciato di essere quelli del mandolino, quelli della pizza, quelli del volemo se bene. Poi nei momenti di crisi, crisi importante, abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti noi e di che pasta sono fatti loro, perché loro sono riusciti a concepire i Covid party, e quindi la gente, secondo me, se avrà il buon senso di non trovarsi in posti chiusi ammassati, di usare la mascherina quando ci sono assembramenti, di evitare diciamo quelle che sono, e vaccinarsi
Con queste due cose non dico che sarà un Natale normale, perché non lo può essere, ma sarà sicuramente un Natale molto più sereno. Però come succederà questo che sta dicendo lei quando manca una settimana? Oggi ne abbiamo 15, mancano 10 giorni a Natale. Ma continuano le vaccinazioni, allora, dottor Borile? Sì, però ma lui ha ragione, perché in effetti noi guardiamo ogni volta con 5-6 giorni di ritardo quello che è successo prima. Ora, io ho portato l'esempio di Natale perché siamo sotto Natale, ma in mezzo c'è la vita di tutti i giorni, c'è la vita familiare, c'è la vita con le persone. No, ma appunto mancano 10 giorni a Natale. 10 giorni a Natale siamo ancora nelle condizioni che, se siamo vaccinati, se evitiamo come si chiama? Però i numeri aumentano oggi. Gli assembramenti, certo, non li avrai dopo, perché il problema qual è? È che se non stiamo attenti tra Natale e Capodanno, avremo dei picchi più alti a gennaio? Certo. Allora, su questa cosa, dopodiché... Praticamente non ne veniamo perché più poi fuori. alla fine si tratta nella pratica, cioè hanno chiuso Schiavonia... Però praticamente, dottor Chisano, non ne veniamo più fuori. Ne veniamo fuori se riusciamo a dividere i due piani. Cioè, nel momento in cui noi decidiamo che siamo al bar dello sport, compresi i medici, e che quindi ognuno in libertà può dire quello che pensa senza una sostanza vera, che cosa non ne usciamo. Se invece, come dire, riusciamo a rientrare dentro una normalità dove la medicina ufficiale, che significa... Ma quindi, mi scusi, le faccio una domanda perché è già 2 o 3 volte che dice questa prima pubblicità. Quindi noi che facciamo informazione, noi nel nostro piccolo e anche a livello nazionale, non dovremmo dar parola ai Novax, tanto per dare un esempio? No, e qua è sbagliato. No, io sono dell'idea che quando c'è un Novax non ci deve andare un medico, perché è un confronto inutile, perché lei un integralista, lei lo può convincere, un terrapiattista, poi se lei vuole invitare, invita, ma io non ci vengo a discutere con uno con cui non si discute. Domenico, bene, allora facciamo che c'è, scusami, facciamo che c'è un Novax e c'è lei. Lei dice io non posso partecipare in virtù della mia esperienza di studioso, di medico, di professionalità, con uno che non sa e non può fare questo. No, io non posso partecipare. Però io le spiego la mia, poi le do il concetto. Io giornalista invece dico, e la penso diversamente, devo dar parola a tutti. No, io non dico di non dar parola. Do la parola al Novax e al medico. Il medico, se ha più capacità chiare, la vincerà, uso un termine improprio, con il Novax, e la gente a casa capirà che il medico ha ragione. Se invece non invito il medico e faccio parlare solo il Novax, difficilmente riesco a far capire questo alla gente a casa. Direttore. Ed è mio dovere farlo in modo professionale, di mettere sulla bilancia le due parti, anche se non vanno bene o se vanno bene a una o all'altra parte, ma da casa capiranno, o quanto meglio chi è più certo di quello che dice, la gente riuscirà a capirlo. Presumo che se ho un primario e ho un Novax, la gente a casa creda più al primario se dà delle giustificazioni valide, però io do l'informazione giusta. Direttore, non sono d'accordo su questa impostazione, perché io posso fare un confronto su come dire, dove c'è la possibilità di capirsi, di fronte a un muro che non ha delle cognizioni, ma ha degli imperativi. Non c'è discussione. Ecco, quell'imperativo. E dopodiché, se mi permette, sta parlando di me, ovviamente. No, non le spiego. Io non sono un Novax, io sono un free guardi che sto facendo. Ognuno si può fare 40 dosi, diventare fosforescente per me è uguale. Quell'imperativo, cerco di spiegarmi meglio, quell'imperativo che lei dice, che sicuramente ha ragione, se lo metto da solo, vincerà sicuramente. Se io lo metto di fronte anche a un medico che avrà sicuramente altra cultura, altra preparazione, altra professionalità, la gente a casa capirà che ha ragione. E domani la gente dirà, però hai visto quello lì cosa dice? Se invece parla da solo, convince moltissimi ad andare dalla sua parte. E la libertà di informazione è sentire tutti. Direttore, la libertà di informazione è sacrosanta ed è quella di decidere di dare la parola a tutti, anche sul tutti dovremmo discutere, perché dipende da quello che uno dice. Perché se uno viene qua a farmi l'apologia del nazismo, mi permetta,
non è proprio la stessa cosa. Stiamo parlando di queste cose. No, ma io sto dicendo in generale perché lei fa discorsi in generale. Dopodiché il confronto può esserci tra chi argomenta con le stesse capacità, nel senso che ha un percorso culturale comune. Quindi devo fare io non è che mi posso... No, va bene, allora, se lei mi dice che confrontiamo un medico vaccinatore o che si vaccina con un medico Novax, posso anche essere d'accordo sul suo ragionamento, ma se lei vuole che si confronti un medico con tutto il rispetto del mondo, un metalmeccanico, un ingegnere, un fisico siderale, su temi specifici, bene, che riguardano, a me permetta che non c'è confronto, perché si parte dal presupposto che uno ne sappia più dell'altro. Non perché l'altro legge Dottor Google, acquisisce le capacità dell'altro. Ma allora quindi io questa trasmissione dovrei fare con 4 medici, un Novax, uno come un medico che guarda... Ma se dobbiamo parlare, se gli argomenti sono degli argomenti tecnici, devono essere confrontati tra tecnici. Se invece abbiamo degli elementi di tipo ideologico, allora va bene chiunque. Però, se permette, ritengo che... Ed è una critica che muove i medici, non sto muovendo agli altri. Ritengo che confrontare in termini tecnici, bene, chi di questa cosa ne fa un lavoro quotidiano e chi lo fa per sentito dire, perché lo legge, perché di fatto lo legge su magari il miglior testo. Un Chiarugi Bucciante. Sì, il Chiarugi Bucciante, io mi complimento con lei se l'ha letto tutto, visto che sono 12 volumi. No, sono meno di 12, sono 6 o 7. Sì, però ce ne sono alcuni divisi in 2. Vabbè, insomma. Quindi, dato che io li ho studiati tutti per forza, e devo dire che buona parte me li sono... Ma allora sono 12 o 6? Perché non capisco. Quando io nel 1977, quando mi acquistai il Chiarugi Bucciante, erano 6 o 7 volumi. Pubblicità, poi sono stati però non è non è come Tex che prendo tutta la raccolta ogni mese, cioè ce l'ho lì, ogni tanto mi guardo lo sfenoide perché mi piace come osso, cosa vuole? Io sono appassionato di osso. Di professione fa questo, legge tutti. Mi piace leggere mi piace fare da solo gli questionari ostro-artro-mioangiologici. Andiamo in pubblicità. Però quello non le dà la qualifica di essere un medico. Ma ci mancherebbe lo quindi è chiuso il capitolo. Perché anche a me piacciono. Ma come a lei non dà la qualifica di essere un esperto in avionica quando dice erroneamente che le 18 ruote, che non sono 18, dei carrelli dell'Airbus 380 sono messe lì a caso. C'è una ragione specifica. Ed infatti non la metto in discussione. Perché io conosco anche l'avionica. Ma però lei è uno che ha già detto che c'ha la mail di quelli dei cui altri. Io c'ho quella terra. Io non le dico se lei ha problemi di... No, le ha detto lei che ha la sua mail. Ma le ho detto a telecamere spente, ma è una mail. Sono affari miei. La mail non mi piace buttare sulla piazza quelle che sono le mie capacità o qualità. Lasciamo stare. Le stavo dando atto. Lei mi pare di aver capito, non vorrei farmi cassare con la pubblicità, però effettivamente, per parafrasare, perché come dice Banda, la gente a casa ascolta, no? E la gente a casa è come me, è semplice, tranquilla, serena. Lei è uno semplice. No, io sono semplice. E faccio conto quando sono complicato. Ecco, la gente a casa, secondo me, la sintesi che ha fatto di quello che lei ha detto, ma giustamente è una sua opinione, che lui si raffronta solo con i suoi pari. Allora ha ragione lei, Borile, quando dice questa trasmissione qui ci dovrebbero essere 4 medici. 4 medici. Forse, perché è ovvio che se io parlo di medicina... Però tipicamente lei ha travisato, perché ho detto che io sui cosi tecnici mi confronto con i miei pari. Ma mi dica che è solo tecnico un virus. Cioè, non è allora se solo tecnico lei non può parlare. L'esegesi del virus, o la filologia del virus, o la semantica del virus. Ma il virus è un virus. Che cosa abbiamo parlato? Ma se lei è così, questa cosa lei è fuori luogo perché non ha la qualifica professionale di dirne. Ma infatti, ma allora Borile ha detto, ma allora devo invitare solamente
i medici no, che può invitare chi vuole in base a su questo, se fosse vero quello che dice... Puoi parlare tu. Aspettiamo il tavolo se fosse politico. vero quello che dice Crisara, Galileo, Giordano Bruno sarebbe ancora vivo, non sarebbe morto. Ma Giordano Bruno non parlava di cosa, non parlava di virus, parlava d'altro. Parlava di teologia contemporanea. Però era uno che studiava e che aveva la sua cosa e aveva una qualifica. Invece è uno studio. Lei è un ottimo amatore di tutte le materie, è praticamente il figlio piccolo e non qualificato di Pico della Mirandola. La prossima volta sono qualificato. No, non è qualificato, perché uno non sa tutto. Ma Pico della Mirandola, dottor Borile. La prossima volta Corti e Wanda facciamo trasmissione con voi due. Recuperiamo il tempo che abbiamo mi trovo in perso. mezzo alla strada e mi diranno: Wanda, scusa, di che cosa avete parlato? Adesso dopo la pubblicità parlerai dello spazio a Corti. Farò fatica, però ovviamente cercheremo di farlo in modo tale che i nostri telespettatori rimangano incollati con noi e cercano di capire cosa faremo a Natale con questo maledetto Covid. A tra poco.